Siamo partiti da Sant'Antonio passando per Mori e poi per Ronzo. Presso Sant'Antonio si trova un bel parcheggio e inizia la strada che sale verso il Monte Stivo. Proseguiamo e vediamo questa avventura. Lo devo dire, lo dico, ve lo dico. Care alto, ad Amello, super imbiancati. Finita la strada asfaltata, alla mia sinistra il Monte Stivo. Presso le Prese, che è un bivio che si trova poco sotto, finita la strada, noi abbiamo preso per il Sentiero delle Creste che ha un po' più pendenza rispetto all'altro che va verso sinistra, però il panorama lascia senza parole. Mi sembra doveroso, con tutto questo ben di Dio che abbiamo attorno, citare almeno le cime più famose. Proprio dietro qui nascosto abbiamo il gruppo del Brenta con Cimatosa, poi di fianco abbiamo Presanella, il gruppo del Presanella, il gruppo dell'Adamello con il Carre Alto che spicca. Poi se ci spostiamo qui sotto abbiamo Arco, Riva, Torbole che sono nascosti dalla nebbia, e il coperchio di nebbia che vedete non è altro che il lago di Garda. Quasi arrivati al rifugio estivo che eviteremo per un attimo per salire direttamente alla cima. Amore, voglio dirti una roba. Sì. Amor senza baruffa e fa la muffa. Quindi devo che dentro baruffare. Per quanto che si impegna un musso, non sarà mai come un cavallo. Questa la dedico a te. Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare. Manca no. È inutile spiegare le robe ai mussi, Asen, che perdi tempo e ti infastidisci a bestia. Questo è interessante, la bocca non la si stracca finché non la sa da vacca. Qualche piccola deviazione. Siamo tornati sul sentiero sopra il rifugio estivo, arrivati al Monte Stivo, 2054 metri, la croce. Il sentiero che abbiamo fatto oggi sale, quello delle Creste, sale con una certa pendenza, ma si può scegliere comunque di salire tramite il sentiero normale. Adesso c'è un po' di arietta, freddina, ma comunque il panorama merita tutto il freddo che volete. Adesso noi aspettiamo un pochino, una mezz'oretta, per vedere, speriamo, un bellissimo tramonto. I presupposti ci sono e vi aspetto al prossimo video, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Ciao, alla prossima!